Un presidio davanti alla sede del Tribunale di Venezia in Piazzale Roma è stato organizzato in mattinata dall'Ordine dei giornalisti del Veneto e dalla Federazione Nazionale della Stampa per protestare contro le parole del vice premier Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi aveva definito i giornalisti infami sciacalli in relazione a vicende romane. Non siamo sotto attacco noi come singoli giornalisti, ma la libertà, l'autonomia, l'indipendenza dei giornalisti. Attaccare con offese così gratuite tutta la categoria e il mondo dell'informazione è una cosa preoccupante. Si inizia così e non si sa mai dove si va a finire. Ecco perché siamo qua in piazza oggi, per difendere il diritto dei cittadini ad essere informati e non soltanto a ricevere le informazioni che certa politica e i poteri vogliono che ricevano. Il flash mob, andato in scena in contemporanea in tutti i capoluoghi di regione italiani, sarà solo la prima di una serie di iniziative, promettono ordine e sindacato. A sostenere la protesta anche diversi esponenti della politica veneta. Vorremmo ricordare anche il ministro Di Maio, che è il ministro del lavoro, e noi siamo comunque lavoratori al pari degli altri e vogliamo lo stesso trattamento, lo stesso rispetto, tanto più che siamo un settore in profonda crisi e con molto precariato. Avremmo piacere che invece di insulti di ricevere degli aiuti per quanto riguarda anche il problema dei compensi dei collaboratori che sono sfruttati.